Trovare la propria identità, procedere il proprio percorso, quello sforzo in più che permette di stare al passo delle altre. Amici di Sportissimi, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Santo Canale e Vis Palermo Sporting Termini è l'ottava giornata del girone B del campionato Under 17 siciliano. Vis Palermo che ha ritrovato la vittoria nell'ultima partita, un 4-3 in casa dell'ultima in classifica, lo Sport Palermo, squadra che nonostante le 7 sconfitte su 7 nelle prime 7 partite ha messo in difficoltà i ragazzi allenati da Ademma. Sporting Termini invece, che lo scorso weekend non ha giocato, doveva farlo in quella che è la propria casa, Sciara, contro il Team Calcio, ma il match è stato rinviato a causa della pioggia. Si recupererà mercoledì tra 4 giorni, quindi piccolo tour de force. Le due formazioni: Vis Palermo in completo rosso, quindi maglietta e pantaloncini rossi per i ragazzi allenati da Salvatore Demma. 4-4-1-1, Russo in porta, in difesa da destra verso sinistra Mauro, Macaluso, Agnello e Ignoffo, a centrocampo Di Caccamo, Arena, Livigni e Leonardi. C'è Adelfio dietro l'unica punta Visconti. Risponde invece lo Sporting Termini in maglia e pantaloncini neri con inserti bianchi. 3-5-2 da parte di Mario Scola, che sostituisce oggi Domenico Geraci. Sidoti in porta, in difesa sempre da destra verso sinistra Calderone, Lanza e Scaletta, a centrocampo Cimino, Soldano, Agnello, Gullo e Purpura. In attacco la coppia formata da Messina e Balistreri. L'arbitro della partita è Davide Corteggiani della sezione di Palermo. Qualche minuto in anticipo al calcio d'inizio, sono le 16:57 per questo Vis Palermo Sporting Termini della categoria Under 17. Tutti comodi, si inizia adesso con il primo pallone girato dall'Avis. Entrambe le squadre sono a metà della classifica, vogliono conquistare un posto valevole per i playoff. Ovviamente la stagione è ancora lunga, siamo nel mese di novembre, però è sempre importante fare punti sin da subito. Vis Palermo che, come dicevamo, arriva da una vittoria importante, perché ha interrotto una striscia di 3 risultati con sconfitte con Vilabate, Panormus e Atena. Le prime due di questa striscia di 3 partite sono state sconfitte con 4 gol subiti. Tra l'altro il 4-1 contro il Vilabate è stato subito proprio qui in questo campo al Santo Canale, che è il campo per quanto riguarda le partite in casa della Vis Palermo. Poi appunto il 4-2 stavolta in trasferta contro la Panormus, e il 2-0 sempre subito qui contro l'Atena, squadra di Agrigento. È diverso un po' il discorso per quanto riguarda lo Sporting Termini, che viene dal 3-0 subito a Bagheria contro la Fortitudo, una partita giocata ormai 2 settimane fa. Ci doveva essere lo scontro con la Team Calcio, c'è stata pioggia anche a Sciara, sempre nella provincia di Palermo, che ha portato al rinvio del match, campo in terra battuta, quindi facilmente danneggiabile dalle condizioni meteo. Prima della sconfitta contro la Fortitudo c'è stata la vittoria per 1-0 contro il Canicattì, la seconda in campionato. Tutte e due sono arrivate senza subire gol. La prima fu alla seconda giornata, il 4-0 sullo Sport Palermo che oggi invece, tra le gare che si sono giocate alle 15, ha trovato la prima vittoria in campionato, 3-2 in casa dell'Atletico Stella d'Oriente. Punizione per lo Sporting, colpo di testa che finisce alto, il tentativo da parte di Giuseppe Calderone con la 10 sulle spalle, ma è in difesa. Schierato sul centro-destra. Quindi primo tentativo per lo Sporting Termini, società di prima categoria senza una casa. Infatti le partite si svolgono in diversi campi
le partite in casa tra Sciara, Collesano. La battuta affidata a Gaspare Cimino, pallone lungo a trovare Balistreri, ragazzo di riferimento per quanto riguarda lo Sporting Termini, e di fatto tra i bomber, se possiamo chiamarli così, stagionali, c'è questo discorso che hanno segnato 2 gol fino ad ora in campionato, lui assieme a Gullo e Messina. Uno Sporting che cercherà di ritrovare la via del gol, dato che appunto nell'ultimo match c'è stata la sconfitta per 3-0, quindi subendo e basta. Oggi potrebbe essere un'occasione importante perché si affronta un avversario di pari livello. Pallone allargato, si cerca il tentativo di prima, è stato guadagnato però per la Vis, un calcio d'angolo. Lo va a battere Andrea Livigni, giocatore abbastanza duttile in mezzo al campo. Parte la sua battuta, pallone in mezzo sul secondo palo, traversa, pallone che entra, c'è il gol della Vis Palermo, ha segnato Arena approfittando un po' della fortuna. 1-0 il tap-in vincente da parte della Vis Palermo, il gol del vantaggio della squadra di Dema. Cambia dunque il risultato con il vantaggio della Vis Palermo, strada in salita dunque per lo Sporting, che deve risolvere un po' la questione. Prova ad avanzare Mauro, il pallone però è uscito. Trovato dunque il gol per quanto riguarda la Vis Palermo. Pallone anonimo questo qui di Simone Agnello. L'anticipo di Balistreri, pallone in profondità a trovare Messina. Messina c'è però l'intervento di Giacomo Agnello che spazza a centrocampo la risposta di Scaletta, poi in 2 finiscono a terra. C'è Arena che è rimasto di più giù. Soldano, ma ancora Soldano, scivolata ottima di Ignoffo. Prova ad avanzare lo Sporting Termini. Intervento da parte di Adelfio, spazza tutto alla fine Lanza. E nuova rimessa laterale. Ambiente che qui nella zona di Tommaso Natale a Palermo si sta rendendo sempre più scuro. Siamo oltre le 5 del pomeriggio, venendo di più in autunno. Il sole cala prima. La protezione di Ignoffo.
Alla fine il pallone lo guadagna nuovamente la Vis. Il duello tra i due esterni, Gnofo e Cimino. Pallone largo, stava andando un po' a trovare una soluzione Purpura. Da quelle parti l'anticipo di Mauro, ancora Mauro. Il lancio lungo, profondo, esce Sidotti contro l'attacco provato da parte di Adelfio. Diverse indicazioni da parte di Demma per la sua Vis, poiché nelle ultime 2 stagioni ha allenato l'Under 15 del Cus Palermo, società che fa parte un po' dello stesso gruppo della Vis Palermo assieme alla Fincantieri. Tanti ragazzi della rosa provengono dal Cus, altri invece sono ritornati alla Vis. Tanti confermati invece l'Atto Sporting Termini. Colpo di testa a mettere fuori di Arena e nuova rimessa laterale per lo Sporting. Va Alessio Purpura. La battuta cerca di proteggere Gullò. Stavolta alla meglio la Vis con questa rimessa laterale. Se volete, sul nostro canale YouTube c'è anche la sfida di calcio a 5 di Serie C1 siciliana tra Palermo e Marsala. Quindi un servizio in più contemporanea che vi offre Sportisili. Lancio lungo, colpo di testa a rispondere, pallone che rimbalza davanti alla difesa della Vis. Prova a mettere in avanti qui Adelfio. L'arbitro però interrompe tutto. Vis Palermo che, come detto, facendo parte del gruppo Cus, oggi sta vestendo la maglia del Cus Palermo, non quindi con lo stemma della Vis. Non vince il rimpallo Simone Agnello. Il tocco di Caccamo, che in realtà doveva partire dalla panchina oggi. In panchina ci è finito De Luca. Inizialmente quello di Demma era un 4-3-3 con Leonardi esterno alto d'attacco a sinistra, poi si è abbassato a centrocampo. Adelfio dall'esterno di destra al centrocampo si è spostato sulla tre quarti per dar supporto a Visconti. Questi sono stati un po' i cambi tattici da parte di Salvatore Demma nell'ultima ora prima del match. Tra l'altro le due squadre non hanno avuto modo di riscaldarsi tantissimo, perché come ogni fine settimana ci sono partite dopo partite qui al Santo Canale, così come negli altri campi sparsi per le province di Sicilia e non solo. Intervento da dietro di Arena, Sporting che arriva al limite, pallone che arriva a Balistreri, si gira verso sinistra, non allarga ancora Balistreri, cade giù, calcio di rigore per lo Sporting Termini, guadagnato tutto da Alberto Balistreri.
È incredibile, ha detto Demma dalla panchina. Sporting Termini che ha così la possibilità di pareggiare subito e di rendere questa partita abbastanza interessante. Ovviamente Matteo Balistreri calcia la parata in due tempi da parte di Russo. Sbaglia il calcio di rigore Balistreri, lui che aveva segnato l'ultimo gol sempre sul calcio di rigore in casa della Fincantieri. Niente da fare oggi, rigore sbagliato al 15° minuto. Poi conclusione da fuori sulla traversa. E Vis Palermo che rischia di fare 2-0. Due occasioni veramente importanti. Prima il calcio di rigore sbagliato da Balistreri, poi la traversa colpita dalla Vis. A questo punto intensità che può crescere. Rimessa laterale per lo Sporting. Sempre Balistreri aspetta il rimbalzo del pallone, prova a mettere dentro Sidoti prima e poi Russo a rendersi protagonista. Pallone che stava per varcare la linea di porta. Russo rinvia un po' così, la prende Purpura, c'è il tiro dalla distanza oltre la traversa. Pallone calciato da Gullo. Cross di Balistreri che è risultato velenoso perché Russo l'aveva preso inizialmente, poi un rimpallo che non lo ha favorito. Gullo, lancio lungo con la Vis che può spazzare liberamente con Giacomo Agnello. La gestione di Adelfio porta sempre il pallone a cercare la corsa di Lonardi. Di Caccamo destra a sinistra, se ne va ancora Di Caccamo, calcia addosso a Lanza, pallone in calcio d'angolo. L'opportunità dalla bandierina per l'Avis. La battuta affidata a Livigni. Parte il suo pallone, deviazione verso sempre il secondo palo, si prova a staccare di testa, insiste Macaluso nel pressing, finisce per commettere fallo. Cielo più scuro come abbiamo detto, ma la temperatura alla fine rimane sempre quella. Gullo scambia con Balistreri, poi il passaggio di Simone Agnello. Ancora Balistreri corre, fa correre Purpura in fascia, cross basso deviato, la prende Mattia Russo. Molto importante al momento la sua parata a negare il pareggio allo Sporting sul calcio di rigore. Balistreri infallibile contro la Fincantieri, aveva segnato un gol sotto la traversa, calciato bene. In quella circostanza lo Sporting perdeva 2-0. Quello di Balistreri fu il gol del momentaneo 2-1, una partita che sembrava essere scritta, poi Balistreri l'ha riaperta, ma alla fine c'è stato il 3-1 definitivo della Fincantieri e la conseguente sconfitta per lo Sporting. Oggi invece nulla per un ragazzo che l'anno scorso con l'Under 15 ha fatto tanto, ha segnato tanti gol.
Sale la vis con il pallone ricevuto adesso da Adelfio, calcio e deviazione sul fondo. Nuova occasione per la Vis Palermo, un po' nella stessa zona da cui c'è stato quel tiro con il pallone finito sulla traversa. Pallone che si alza, non preso da Cimino, rimbalza nuovamente. La gestione è per lo Sporting Termini. Si cerca anche di risollevare un po' quello che è il trend in trasferta per la squadra di Termini Imerese. 3 sconfitte su 3 questa stagione. La sesta, considerando anche il finale dello scorso anno, sempre per quanto riguarda la categoria Under 17 regionale in Sicilia. Riparte intanto la Vis, pallone filtrante, corre Lonardi, evitato il face to face con Sidotti, pallone in calcio d'angolo. La battuta dalla bandierina, pallone che gira, colpo di testa a liberare da parte di Andrea Lanza. Tutto ritorna nei guanti di Sidotti. Il rilancio, la gestione di Soldano, poi in scivolata la conserva Cimino. Intervento falloso stavolta di Adelfio, calcio di punizione per lo Sporting già battuto. Scaletta si gira di prima verso la fascia di sinistra con Purpura, sale Gullo, c'è una conclusione non controllata da Russo, stava arrivando Messina, Russo ha fatto in tempo a prenderla. Ok, i meriti sul rigore parato, però come giusto che sia a quest'età c'è ancora qualcosina da aggiustare sulla presa del pallone, ma parliamo di ragazzi tutti con margini di crescita normale, essendo e parlando di un settore giovanile. Se la lunga Purpura, la gestione scivolata ottima di Flavio Macaluso, capitano della Vis. Uno dei arrivati dal CUS Palermo, comunque uno dei protagonisti del trasferimento da una società ormai sorella. Ormai superata la prima metà del primo tempo, con lo Sporting che cerca le proprie occasioni, la butta sul calcio di rigore parato da Russo. Lancio lungo verso Balistreri, colpo di testa di Giacomo Agnello, dietro per Mattia Russo. Questi ultimi due sono le novità di formazione di Idem rispetto al 4-3 conquistato in casa dello Sport Palermo. Per il resto, la
provazione quella. Tacco dietro di Calderone. Il possesso ce l'ha sempre la squadra di casa. Lancio lungo a cercare Visconti. Peccato in posizione di fuorigioco. Il lancio di Lanza, risponde Mauro, spazza tutto Arena nella speranza di trovare Visconti. Il pallone è tutto su Sidotti. Adesso si sta alzando un po' di vento qui al Santo Canale. Messina evita due avversari da terra, poi il pallone va verso la zona della bandierina, recuperato dalla Vis. Schiaccia di testa Scaletta per Simone Agnello. Gullo, buona partita per lui fino a questo momento. Balistreri, colpo di testa dopo aver provato nel sfruttare il rimbalzo del pallone. Ancora Purpura, anticipato, si va dietro, la finta di Andrea Lanza. Calderone, poi conclusione da fuori da parte di Gullo, ampiamente gestibile per Russo. Sporting Termini che in fase difensiva si sistema 5 dietro con Purpura e Cimino che scalano. Russo qui non rinvia benissimo, la Vis se la cava comunque trovando la rimessa laterale. Gullo, il pallone alla fine non passato da parte di Scaletta, continua a lottare Visconti. Purpura lascia lì, pallone messo fuori dopo il controllo di Gullo. Scaletta, giù Balistreri e calcio di punizione. Fallo di Arena. Va Simone Agnello alla battuta di questo calcio di punizione, 2 in barriera per la Vis. Agnello va corto, Purpura, cross respinto da Adelfio. Purpura batte la rimessa, l'alzata di Scaletta, prolunga Purpura per Balistreri. Lato corto c'è il tiro di Gullo, la gestione poi sotto porta Messina, errore imperdonabile di Russo. Il pareggio dello Sporting Termini con Andrea Messina. Lo Sporting Termini si rialza così, approfittando dell'errore del portiere, dopo che lo stesso portiere aveva parato il calcio di rigore. 1-1. Russo che aveva aspettato quel pallone apposta nella speranza di controllarlo, poi combinato la frittata. Sina è stato pronto a metterla sotto la traversa, adesso lo Sporting prova a crederci.
sempre con Messina, scivolata decisiva di Arena. Arena però ha commesso fallo su Messina, calcio di punizione per lo Sporting. Potrebbe essere iniziata un'altra partita per la squadra ospite. Punizione battuta bassa con la scivolata dopo aver colpito il pallone. Qui c'è il fallo da parte di Gullo davanti agli occhi di Demma, che si prende il cartellino giallo. Mischia vicino alla panchina della Vis. C'è stata l'ammonizione per Salvatore Demma, allenatore della squadra di casa. Tutto ok per la Vis Palermo. Soprattutto per Visconti, che si è rialzato da terra. Adesso deve scontare qualche secondo fuori dal regolamento. Battuta intanto la punizione. Il colpo in profondità arriva a Sidotti. Visconti rientra in campo. Il sombrero di Adelfio a lanciare Di Caccamo. La gestione di Di Caccamo, prova il tunnel, poi la giocata a uscire da parte di Andrea Lanza. Balistreri in mezzo alle linee, supera Cosima Caluso. Calcio di punizione per lo Sporting Termini. Anche Lanza e Balistreri, tanta roba in questa prima mezz'ora. A parte l'errore dal dischetto. Stavolta alla battuta c'è Soldano. Posizione più lontana rispetto alle precedenti. Soldano guarda lo stesso la porta. Il pallone è morbido, ma finisce sul fondo. Lancio profondo in fascia, c'è Calderone a prenderla contro l'arrivo di Lonardi. Suola dietro per Cimino, che spazza addosso però in modo non efficace i compagni. Serie di vatti e ribatti, giù Calderone, c'è il passaggio in profondità, non è stato fischiato il fallo, non c'è stato secondo l'arbitro. Balistreri nuovamente giù, nuovo calcio di punizione
pensiamo a giocare, questa è la frase che rimbalza in casa Vis Palermo. Lanza, battuta lunga a cercare Balistreri, colpo di testa in anticipo di Ignofo. Ancora lo Sporting a recuperare l'ennesimo pallone, più presente nella metà campo avversaria dopo aver subito il primo gol. Squadra oggi gestita da Scola si era un po' spenta, il gol ha riacceso tutto. Però la partita è apertissima. Ignofo prova il passaggio di prima Lonardi, pallone dietro, colpo di testa di Giacomo Agnello, la lascia lì a Macaluso. Nuova proposta di Ignofo in mezzo a Livigni e Visconti. Rinvia Sidotti, non fa tantissimi metri questo pallone. Duello tra numeri 7, Lonardi e Cimino. Nuova proposta, pallone che arriva nella zona di Di Caccamo. Vince il rimpallo nella zona del limite dell'area. Mauro, cross in mezzo in area, giù. Ci finisce Livigni che era andato ad attaccare. Cross troppo lungo. Ignofo se la deve vedere con la linea difensiva dello Sporting. Pallone gestito da Di Caccamo, messo giù. Lancio a cercare Messina, arriva anche Balistreri, la schiaccia giù, trattenuta da dietro di Arena, ancora Balistreri in mezzo a 4. La lascia a Messina, arriva Gullo, c'è la conclusione da fuori. Anche questa senza centrare lo specchio della porta di Russo. Calderone dietro ad Andrea Lanza, molto bene Gullo a girarsi, pallone in avanti per Soldano, fermato. Arena dallo stesso Soldano, calcio di punizione per la Vis. Oltre a questo match oggi si sono giocate altre partite, dicevamo della prima vittoria in campionato dello Sport Palermo, 3-2 in casa dell'Atletico Stella d'Oriente. Poi c'è stato il 3-0 esterno dell'Atena sul campo del Ciccio Galeotto. Altro 3-0, stavolta in casa, quello del Team Calcio sulla Fincantieri. Si sta giocando invece Buon Pastore Vilavate. Siamo nei minuti finali. Ovviamente Vis Palermo Sporting Termini arricchisce il programma di quest'ottava giornata di campionato. Domani una gara alle 10:30 di mattina, quella tra Fortitudo Bagheria e Canicattì. Il programma si conclude mercoledì e non magari domani pomeriggio, quindi mercoledì alle ore 15 la sfida tra Favara Academy e Panormus. Balistreri fermato da Arena che aggancia bene il pallone, colpo di testa col pallone che finisce fuori. Lo va a prendere Luigi Mauro. Colpo di testa arrivato bene lì Lonardi. La rimessa continua a essere
per la Vis Palermo. Battuta lunga di Mauro, lui che invece è arrivato dalla Panormus. Vero e proprio movimento di mercato, se così vogliamo chiamarlo. Gullò per Balistreri, fermato fallosamente da Adelfio. La battuta a far viaggiare il pallone che arriva da Purpura, lo gestisce, vince il duello con Mauro, arriva Gullo, può entrare in area di rigore, passaggio basso, respinta da parte di Arena, si mette tutto fuori con lo Sporting che rimane in attacco. Arriva Balistreri, un po' fermato da Mauro. Nuova rimessa, sempre Balistreri a proporsi, scambio con Purpura, ultimo tocco sempre di maglia rossa. Purpura, Balistreri, ennesimo scambio, cross di Purpura in mezzo, colpo di testa a liberare, c'è la proposta di Calderone, morbida soltanto per il fondo del campo. Macaluso per Arena, arriva Gullo, lo disturba, sì, ma non totalmente al punto di perdere il possesso. Ignoffo di testa, c'è la gestione da parte di Soldano, allarga tutto da Messina, avanza lo Sporting. Messina, tentativo di doppio passo, poi il cross respinto da Giacomo Agnello. In realtà il pallone subito dopo tocca lo stesso Messina, uguale rimessa dal fondo per la Vis. Avanza Livigni, palla al piede. Macaluso, lancio profondo verso Visconti, l'anticipo di Lanza. Pallone che finisce nel calcio d'angolo. Per la Vis Palermo che sta adottando dei tentativi per chiudere questo primo tempo in attacco. La battuta di Livigni in mezzo, cerca il colpo vincente di Caccamo, ma è abbastanza complicato. Ancora Livigni in mezzo, stavolta dall'altro lato arriva il pallone. Adelfio vince il duello con Balistreri. Balistreri deve affidarsi a Cimino per tornare da Sidoti. Ancora Cimino, Lanza, pallone a centrocampo, non agganciato da Gabriele Gullo. (1-2) con Ignofo e Livigni protagonisti. Avanza Ignofo, cross in mezzo, pallone lontano per Adelfio che va a lottare in piena area di rigore. Il possesso per lo Sporting che cerca di rispondere. Purpura, Balistreri non la vede inizialmente, non si è andato ad intendere con il compagno. Purpura, Balistreri, altra gestione da parte sua verso Soldano, passaggio impreciso. Ignofo,
sale, sponda di Leonardi, l'aggancio di Caccamo. Ultimo minuto, poco meno, poi ci sarà l'eventuale recupero per questo primo tempo. Anche un minuto forse da recuperare. Massimo 2. Pallone di Visconti, c'è il destro che finisce fuori di poco. Occasione per Antonino Visconti. Anche lui l'anno scorso con l'Under 15, ma del CUS Palermo ha fatto tantissimi gol, più di 20. Quest'anno una nuova sfida in una categoria superiore, in una squadra diversa. Ancora Visconti, prova ad incrociare. C'è comunque calcio di punizione per la Vis, nonostante il tiro di Visconti. Sono 2 i minuti di recupero. Ne vuole 4 Sidoti in barriera. Vedremo se ci sarà importante occasione per la Vis in questo recupero. Potrebbe essere importante dal punto di vista psicologico. L'eventuale gol. Battuta che finisce alta. Nulla di fatto per la Vis. Il tentativo di Andrea Livigni. Mauro, rimessa lunga a cercare la testa di Adelfio. Il colpo di testa, sì, dello Sporting, ma con la punizione conquistata. La prende Mauro e rimessa per lo Sporting. Balistreri lascia lì a Purpura, se la allunga il pallone di Gullo, ritorna da Purpura, lo tocca ma per il fondo del campo, chiesto un calcio d'angolo sia dalla panchina che dal campo, richiesta però non con tanta convinzione. Lanciato così Visconti, ancora Visconti, ce l'ha lui, tenta il cross, respinto e c'è la fine del primo tempo. 1-1 tra Vis Palermo e Sporting Termini. Il vantaggio è arrivato al 6° minuto con un tiro che ha toccato prima la traversa, poi ha varcato la linea di porta. Il pareggio di Messina, approfittando di un errore da parte di Russo nella gestione del pallone a ridosso della linea di porta, quella della Vis Palermo. Messina ne ha approfittato dopo che Balistreri ha sbagliato un calcio di rigore. Lo stesso Russo lo ha parato in 2 tempi. Balistreri che non aveva fallito contro la Fincantieri, sempre in trasferta.
oggi ha sbagliato contro il portiere della Vis, ma è stato un errore in mezzo a una prestazione di metà partita comunque sufficiente. Sta recuperando tanti palloni. Alla fine una macchia non molto significativa, almeno per il momento. Noi ci risentiamo tra meno di un quarto d'ora per la ripresa di Vis Palermo Sporting Termini. Mazzarese e Don Carlo Misilmeri di fronte per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza al Giovanni Aloisio di Misilmeri. Si torna in campo 2 settimane dopo la gara di andata vinta dalla formazione oggi in casa guidata da Salvatore Utro grazie alla zampata vincente di Federico Matera. Si gioca in una giornata che con la metà del mese di novembre ha ben poco a che fare. In ogni caso mettetevi comodi per questi 90 minuti che assegneranno uno dei 4 posti per le semifinali, e parte forte la Mazzarese con la palla sotto per Claudio Di Giuseppe, il quale si gira in un fazzoletto, calcia con il destro, batte Marino che torna in campo e soprattutto porta in vantaggio la Mazzarese, situazione di assoluta parità. Dopo 2 minuti e 20 secondi impatta la formazione di mister Chianetta, che poi subisce l'iniziativa inevitabile da parte della Don Carlo Misilmeri. Qui l'uscita di Furnari sui piedi di Mario Secan. Insiste la squadra in maglia blu, ancora con Secan che parte sul filo del fuorigioco. Questa volta Furnari bravissimo a bloccare in 2 tempi la giocata col destro dell'attaccante africano. Ancora Don Carlo Misilmeri che attacca, questa volta a destra con Concialdi, il cross sul secondo palo, Caracappa tocca male, non riesce a ribadire in rete. Poi venendo avanti col cronometro c'è il calcio di punizione di Concialdi, la testa di Cerniglia e la palla che esce di pochissimo. C'è anche deviazione, il direttore di gara concede calcio d'angolo, ma ancora la squadra di casa che attacca sul settore di sinistra, questa volta con Lucera, il quale guarda la porta, converge, va alla conclusione con il destro, la palla sorvola di poco la traversa, resiste lo 0-1, poi una veloce su calcio d'angolo per la Don Carlo, questa volta un Caracappa che arma il destro, c'è la deviazione, poi Furnari che mette ancora in calcio d'angolo, insiste la Don Carlo, secondo minuto di recupero, corner da destra, batte Concialdi, l'uscita non granché di Furnari, la palla su Pellegrino che calcia con il destro, lui che è mancino puro, non sbaglia nella porta vuota. 1-1, si riequilibra il punteggio della gara secca, ma torna avanti nell'aggregate la Don Carlo Misilmeri poco prima del fischio di fine primo tempo. Veniamo allora alle immagini con il secondo tempo dal Giovanni Aloisio, con la Don Carlo che però insiste, non si ferma, attacca dopo 1 minuto il cross per la testa di Secan e poi cerca la girata Lucera, la palla fuori di pochissimo, poi prova a reagire la Mazzarese, una delle prime azioni dall'inizio della partita con Di Giuseppe per Galfano, l'uscita coraggiosa da parte di Simone Marino, ma occhio qui al calcio di punizione, minuto 63, Piero Concialdi, la palla sul sinistro, la traiettoria è perfetta, ma è bravissimo Furnari a mettere in calcio d'angolo con un volo plastico alla sua sinistra. Pochi minuti dopo, calcio d'angolo ancora per la Don Carlo Misilmeri con la palla sul destro di Lucera, il cross sul primo palo spizzato verso Secan che anticipa anche Giuliano, mette la palla fuori. Assalta all'arma bianca della Mazzarese che crea spazi per i contropiede da parte della Don Carlo Misilmeri. Nel frattempo è entrato Iraci, il quale conduce palla al piede, poi calcia con il suo destro, la palla non scende a sufficienza per battere Furnari. Qui però sugli sviluppi di un calcio di punizione per la Mazzarese, il recupero palla da parte della Don Carlo con il tocco di Lucera per Caracappa che può scappare da solo verso la porta avversaria, guarda Furnari e sfida 1 contro 1, la vince però Samuele Caracappa, primo gol tra i professionisti per il centrocampista arrivato dalla primavera del Palermo, ma è soprattutto il gol che porta la Don Carlo Misilmeri sul 2-1 e a 17 più recupero dalla fine, è quasi una certezza, un certificato di passaggio del turno per la squadra guidata da Utro che applaude i suoi giocatori, ma non è finita qui perché la Don Carlo cercherà addirittura di porre il definitivo sigillo sulla partita. Qui un cross dell'inesauribile Fricano, smanaccia in qualche modo Furnari, poi la palla per Lucera, il quale finta, si porta la palla sul sinistro, prova il tiro, la palla si alza sopra la traversa, poi ancora la giocata col tacco di Raimondo Lucera che poi prova a dribblare un paio di avversari, è costretto però a ricominciare la palla dalle parti di Pellegrino, poi il cross di prima all'indirizzo di Secan che brucia tutti sul filo del fuorigioco, calcia col sinistro, la palla sibila
alla sinistra di Furnari leggermente sul fondo, ancora spazi per le ripartenze di Lucera che qui viene fermato da un difensore avversario, l'errore però nell'alleggerimento in anticipo sul russo, la palla finisce sui piedi di un altro giovane, ovvero Sino, il quale col destro impegna Furnari in quella che è l'ultima parata della partita, non succede praticamente più nulla fino allo scoccare del quinto minuto di recupero, quando il direttore di gara, il signor Milone di Barcellona Pozzo di Gotto, pone fine alla partita. La Don Carlo Misilmeri dopo l'andata vince anche il ritorno, batte la Mazzarese in rimonta per 2-1 e si assicura un ticket per le semifinali della Coppa Italia di Eccellenza. La partita secondo me vige su un episodio nei primi 5 minuti, perché là se andiamo in vantaggio sulla combinazione, il portiere ha fatto un miracolo a respingere quella palla dal dischetto del rigore e lì cambia un po' l'inerzia della partita. Invece proprio è cambiata sull'azione dopo con l'autogol. Ci siamo fatti l'autogol e lì è cambiata un po' l'inerzia, anche perché il vento era un avversario in più e lì l'Accademia ha trovato coraggio dopo l'inizio non proprio dico scoppiettante. Lì ha trovato coraggio l'Accademia, ha cominciato a crederci, ha sfruttato anche queste folate, diciamo, che facilitavano e mettevano in difficoltà noi e ha trovato il 2-0 in un'azione, devo dire, lineare, perché è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Lì abbiamo sbagliato noi sulla marcatura, però nulla toglie ai meriti del secondo gol dell'Accademia Trapani. A squadra con cui è difficilissimo giocare per intensità, per distribuzione in campo, quindi nel secondo tempo ho operato una redistribuzione tattica, un cambio, siamo saliti di un buon 15 metri in avanti e penso che il secondo tempo sia stato di netta marca nero-verde, dove ancora il portiere, devo dire, alla fine ci ha messo la firma perché ha evitato il gol del 2-3 con una strepitosa parata, però il pareggio è salomonico per quanto visto e quindi devo fare i complimenti all'Accademia del mio fraterno amico Alberto, una squadra che è pulita, ecco, che gioca un buon calcio e che interpreta bene quelle che sono anche le idee, le distribuzioni che tatticamente arrivano giustamente dalla panchina. Quindi una buona squadra, una squadra con cui sarà sempre difficile giocare, quindi oggi è positivo, penso anche per loro, perché poi alla fine nel secondo tempo c'è stata un po' di sofferenza da parte di loro, quindi complimenti a tutti e buon campionato a tutti. Versace ci ha accusato una contrattura muscolare al vasto mediale e quindi oggi abbiamo dovuto tenerlo in panca per risparmiarlo, per non rischiarlo. Abbiamo fatto gli esami eco, abbiamo fatto tutto, proprio dal fisioterapista ha consigliato di non schierarlo quantomeno all'inizio, quindi è andato in porta giustamente Lorenzo Pollara, che lavora come tutti in maniera alacre e quindi merita anche il suo risvolto positivo. In Coppa è tutta un'altra cosa, è un altro percorso, un altro binario, un'altra sfaccettatura rispetto al campionato. Magari la prima la giochi in maniera più calcolata, no? Un attimino mentalmente, visto che c'è andato il ritorno. Ecco. È un avversario chiaramente, conoscendolo, difficile, un avversario di carattere, di verve, anche se ricordiamo è una delle ripescate del turno dove furono eliminati. Ma grande rispetto per tutti, perché il Gemini è un'ottima squadra, la conosco bene. In Coppa ci giochiamo le chance un po' come tutte, poi quello che verrà raccogliamo. L'importante è che manteniamo questa, questa verve così noi serena, allegra e di squadra che comunque è sempre propedeutica a fare bene, ecco. Mai a cercare, anche oggi, vedi, se oggi non avevamo dentro di noi quest'animo così anche un po', sbarazzino di preferire di giocare, oggi non uscivamo sicuramente con questo risultato.
una partita molto equilibrata, abbiamo fatto un tempo per parte e tutto sommato abbiamo espresso un buon calcio tutte e due squadre, è stata una bella partita, c'è un po' di rammarico, giustamente tutte le squadre vogliono vincere, ci abbiamo provato fino alla fine, però siamo contenti di un buon punto in un campo abbastanza difficile. No, il girone è molto equilibrato, ancora non è uscita proprio la squadra top del campionato, però staremo a vedere. Sì, sì, è voluto, è calciato forte, dall'angolino, sì, un bel gol e sono felice sia per il gol che per il pareggio che giustamente abbiamo acciuffato un buon punto, ripeto, in un campo molto difficile con una squadra organizzata. Lato gol, cose che capitano, niente da dire perché poi il capitano ha fatto un'ottima gara come al solito e niente, poi nei spogliatori ci siamo guardati in faccia e il partinico c'è. E ci crediamo fino alla fine, vogliamo fare un buon campionato. Di nuovo in diretta dal Santo Canale di Palermo, secondo tempo di Vis Palermo Sporting Termini 1-1 dopo i primi 45 più 2 di recupero. Siamo nel girone B del campionato Under 17 siciliano. La rete di Caccamo al 6° minuto ha sbloccato il match, un tiro che ha colpito la traversa, poi il pallone è rimbalzato oltre la linea di porta, tiro abbastanza preciso, poi al 14° il rigore sbagliato da Balistreri, lato Sporting Termini, c'è stata la doppia presa da parte di Russo, una parata in due tempi, Russo che poi è stato protagonista del gol del pareggio dello Sporting, una gestione non perfetta del pallone con i piedi a ridosso della propria linea di porta, ne ha approfittato Messina, sotto porta non ha sbagliato, sotto la traversa il gol al 28°, quello dello Sporting Termini, che aveva un po' sentito, aveva un po' subito il colpo dello svantaggio, poi grazie al pareggio si è acceso un po', ma la partita rimane comunque equilibrata, aperta a qualsiasi risultato. C'è stata anche una traversa per la Vis Palermo subito dopo il rigore sbagliato dallo Sporting, quindi dal possibile 1-1 che poi alla fine c'è stato, la Vis ha rischiato di andare sul 2-0 nel giro di un minuto, però non è stato così. Calcio d'angolo per la Vis, pallone che rimbalza in area, ha provato a levar via Purpura. Facciamo un recap delle due formazioni. Vis Palermo in maglia e pantaloncini rossi, Temma ha schierato i suoi con un 4-4-1-1, Russo in porta, in difesa da destra verso sinistra Mauro, Macaluso, Giacomo Agnello e Ignofo, centrocampo con Di Caccamo, Arena, Livigni e Lonardi. C'è Adelfio dietro Visconti, unica punta. Sporting Termini invece con il 3-5-2, gestito oggi da Rosalino Anello in panchina al posto di Domenico Geraci. C'è Sidotti in porta, una difesa Calderone, Lanza e Scaletta, una difesa che è abbastanza duttile per quanto riguarda i suoi componenti, da 3 può passare a 5 con Purpura a sinistra e Cimino a destra, sono comunque loro gli esterni di centrocampo.
In mezzo al campo invece c'è Gullo assieme a Simone Agnello che fa da play con Soldano alla sua destra. In attacco la coppia formata da Messina e Balistreri. Due attaccanti che si sono fatti vedere nel corso del primo tempo, non soltanto per rispettivamente il gol dell'1-1 e il rigore sbagliato. Alla fine l'episodio di Balistreri fu l'unica macchia della sua prestazione, perché si è proposto tanto per i compagni anche in fase di costruzione della singola azione. Lato visto invece molto attivo Di Caccamo, così come Livigni e Leonardi. Nel frattempo c'è un cambio lato Vis Palermo, esce Adelfio, entra De Luca che inizialmente doveva fare il titolare, poi è stato sostituito da Di Caccamo. Adesso la scelta originale con il cambio per Demma. Primo cambio dunque, l'uscita di Adelfio, l'ingresso di De Luca. C'è il pallone in mezzo che alla fine finisce sul fondo. De Luca adesso si è piazzato al centro dell'attacco. A sinistra c'è Leonardi. Nel frattempo ammonito Di Caccamo per il fallo commesso. Mentre Visconti si allarga a destra. Si possono anche scambiare di posizione De Luca e Visconti tra centro d'attacco e ruolo di ala destra. Passata a 3 davanti dunque la Vis Palermo. Punizione invece per lo Sporting. Dal cerchio di centrocampo si va a battere il pallone morbido di Andrea Lanza, colpo di testa che non c'è, verso la porta, spazza tutto la difesa della Vis. Non c'è fallo, quello commesso da Arena, è rimasto a terra Calderone. Il tentativo dello Sporting, doppio tentativo. Sale Macaluso, pallone lasciato lì da Di Caccamo, prova a salire così Gullo, un po' fermato da un paio di avversari. Macaluso sul tentativo di gestione da parte di Gullo. Si continua a stare da quelle parti. Nel frattempo, sotto gli occhi dei giocatori in campo, c'è la panchina dello Sporting Termini che si sta riscaldando. Stessa cosa dall'altro lato per la Vis. Per la Vis a disposizione c'è Cimmino per la porta, oltre a De Giorgi, Fiorentino, Giaccone, Marchese, Scardina, Zappavigna e Marsala. Lo Sporting Termini invece è senza portiere di riserva, con il solito Sidoti
titolare e disponibile. In panchina per lo Sporting ci sono Barbagiovanni, Dinieri, Licciardi, Guttadauro, Bisesi, Quattrocchi, Torres e D'Agostino. Una squadra che continua ad attaccare con questa rimessa, colpo di testa di Gullo, la protezione, poi l'intervento con Russo che si va a ristabilire subito, mentre il proprio avversario, ovvero Messina, è rimasto un po' di più a terra. Lanza, può salire lo Sporting con Gullo, c'è il tocco che di fatto stava regalando il pallone a Balistreri. Pallone di ritorno per il cross di Cimino, l'alzata del pallone che poi va a finire in fallo laterale. Ancora Gaspare Cimino, nuovo colpo di testa, ancora Cimino, il pallone rimbalza davanti a Balistreri, prova ad insediarsi tra diverse maglie rosse. Intanto ci sono animi accesi con Lonardi protagonista. Duello tra numeri 7, Lonardi e Cimino. Duello verbale, ovviamente in dialetto siciliano. Anche l'arbitro si è inserito in questo modo. Nel frattempo gli animi continuano a essere caldi. Questa punizione. Va Lanza, pallone lunghissimo, la presa di Russo. Sale la vis, Livigni a lanciare, Lonardi prova ad allungarselo il pallone. Uscita di Mattia Russo. Nel frattempo continuano a parlare Lonardi e Cimino. Al prossimo errore l'arbitro ha raccomandato il cartellino giallo per entrambi. Lanciato in profondità Livigni, esce il portiere che risponde, pallone ancora vivo, mette fuori lo Sporting Termini e calcio d'angolo. Va Livigni, tutti dentro, porta la battuta, colpo di testa di Di Caccomo, pallone in mischia, si lamenta un fallo ma non c'è nulla. Tutto da capo con un nuovo traversone, pallone un po' svirgolato al limite. Nuovo colpo di testa, poi il tentativo al volo di Giacomo Agnello. Esce così lo Sporting. Stavolta c'è il fallo su Livigni e calcio di punizione. Due cambi
per la Vis. Dentro Giaccone al posto di Caccamo. Esce Lonardi, che ha rischiato tanto il cartellino giallo questi ultimi minuti. Al suo posto Zappavigna. Terza mossa dunque per Demma, ancora nessuna per Anello. C'è questa punizione per la Vis, battuta adesso, pallone in area, la presa in due tempi sì, da parte di Sidoti. Lancio lungo, colpo di testa abbastanza convinto da parte di Arena. Sale Ignofo, non trova però lungo la fascia Visconti. E nuova rimessa dal fondo per Simone Sidotti. Manca mezz'ora per decidere chi tra Vis e Sporting segnare la vittoria. In questo secondo tempo più Vis che Sporting, anche se sotto sotto lo Sporting sa quando colpire. C'è Visconti alla battuta di questa. Le indicazioni di Simone Agnelli e suoi dalla barriera. Parte Visconti, morbido sul primo, la presa di Sidoti con qualche brivido. Pallone altissimo per colpo di testa suo. La continua a gestire, poi però perde il duello con Ignofo. Sale Visconti, il pallone ritorna da Ignofo, lancio lungo a cambiare tutto. Interviene Gullo, prova a proteggerla così De Luca. Visconti si ferma dal limite, calcia verso l'incrocio più vicino, finisce oltre la traversa. Il lampo di Antonino Visconti non molto in evidenza oggi, poiché durante il proprio campionato ha segnato 4 gol, l'ultimo contro lo Sport Palermo nello scorso weekend, era secco da 2 partite. Ottima la giocata ancora di Visconti, cambia a cercare Zappavigna, pallone non precisissimo, ma è arrivato comunque al subentrato dalla panchina. Sale intanto Mauro, si ferma, lascia tutto ad Andrea Livigni, proposta sul secondo. Ha apprezzato comunque la panchina, il pallone era verso Visconti. Si rimane sempre sull'1-1. Di Caccamo ha risposto Messina dopo il rigore sbagliato da Balistreri. Livigni di testa, ennesimo pallone arrivato dalle parti di Visconti, calcio di punizione. Fa lamentarsi un po' Cimino, il tocco di Livigni in avanti, risponde la difesa Ignofo. Molto bene Gullo a girarsi un paio di volte, ad allargare tutto verso Messina. Si prende anche la rimessa. Vacimino lungo la fascia, voleva Soldano, senza successo alla fine il passaggio
nella corsia di destra, fallo questo qui su Livigni. Cerca spiegazioni Simone Agnello. Abbastanza incredulo il centrocampista dello Sporting. Gullo non c'è l'aggancio, c'è però la presenza di Arena. Butta fuori. In questa circostanza né una né l'altra squadra ha avuto la meglio. De Luca giù, subisce il fallo. Ne sta commettendo tanti secondo l'arbitro lo Sporting in questi ultimi minuti. Se si perde la testa è finita. Soprattutto con l'1-1 che ancora galleggia qui al Santo Canale. Ennesima punizione per la squadra di Demma. Ecco la battuta, abbastanza profonda, cercato lo stacco di testa Giacomo Agnello. Si continua a giocare perché Visconti può andare al cross, risponde Cimino, c'è Gullo. Gullo riesce a passarla dietro. Il pallone è abbastanza lontano rispetto a Messina. Zappavigna. Profondo, morbido, c'è il tapino al volo da parte di Andrea Livigni. Occasionissima vis, Zappavigna da fuori. Largo, ma che occasione per la vis. L'inserimento di Andrea Livigni a un passo dal 2-1. Quello che poteva essere il suo secondo gol in campionato. Infatti lui fu protagonista in quel 4-1 alla terza giornata contro la Favara Academy. De Luca 1-2 con Livigni che sale in fascia, pallone basso, alla fine Calderone la mette fuori. Un pallone che è arrivato un po' in modo strano su di lui. È riuscito a metterla fuori in qualche modo. Altro angolo. Altra battuta in mezzo. Colpo di testa a schiacciare. Il pallone che finisce fuori. Ancora la vis. Il tentativo di Macaluso. Sporting un po' schiacciato alla propria metà campo. Forse adesso no. Messina trattenuta di Macaluso. C'è stata anche, secondo l'arbitro, punizione per la squadra di Termini. Va Andrea Lanza in mezzo, esce Russo, colpo di testa, anticipato tutti. Lo Sporting Termini in area di rigore, il 2-1. Risultanza davanti i propri genitori, la rete della rimonta definitiva. Il 2-1 che porta avanti lo Sporting Termini. Si chiede calma da parte di Calderone, schierato in difesa, ma con la 10 sulle spalle.
Lo avevamo detto, lo Sporting Termini può colpire in qualsiasi momento. È rimasta viva la squadra gestita da Anello. E occhio adesso la Vis e alla sua risposta esce Sidoti, non perfetto, ci pensa così Purpura. Mettere fuori. Il primo e l'unico colpo dello Sporting nella ripresa è stato quello vincente, calcio d'angolo. Il solito Andrea Livigni. Pallone dentro sul primo, levato via da Scaletta. Zappavigna in mezzo, c'è la conclusione che arriva in porta, il pareggio di Giacomo Agnello in piena area di rigore, un tocco leggero che ha dato alla Vis il pareggio 2-2, partita che rimane equilibrata e bella da seguire. Il gol di Giacomo Agnello, 2-2 al Santo Canale. E intanto c'è il cambio del portiere in casa Vis Palermo, l'uscita di Russo, l'ingresso di Cimmino. Ha parato un rigore sì, Russo, ma per tantissime garanzie. Quarto cambio dunque per Demma. Rimane a 0 sotto questo punto di vista lo Sporting Termini, nonostante i vari ragazzi che si stanno riscaldando a bordo campo ora si sono fermati un po', però giustamente dopo un po' di tempo che passa aspettano ciascuno di loro il proprio momento. 2 gol arrivati nel giro di pochi minuti, prima la rimonta di Calderone, il pareggio dopo 60 secondi da parte di Giacomo Agnello, e la Vis rimane nella metà campo avversaria. C'è Visconti, grande anticipo e la finta che ubriaca un po' gli avversari, poi viene atterrato giù senza fallo. Questo qui l'intervento da parte del capitano dello Sporting, Andrea Lanza. Pallone in avanti da parte di Simone Agnello. Si ritorna dietro, prima gestione di Cimmino. Occhio a Macaluso. Esce la Vis, palla al piede, arena profondo verso De Luca. C'è anche Livigni, alzata fuori. Crediamoci, questa è la parola più frequente in casa Vis Palermo. Il gioco si deve fermare. A terra arriva la solita e classica Acqua. Acqua che però è tutto ok. Pallone verso De Luca. C'è l'anticipo di Scaletta. Si protesta un po' in mezzo al campo per un presunto fallo da parte del centrale dello Sporting. Alla fine calcio di punizione per gli ospiti. Battuta la rimessa, risponde di testa Visconti. Poi si va ad inserire.
Tra gestione per la Vis sotto gli occhi di Demma, che come al solito si sgola dal primo minuto al 90°. De Luca mette fuori con convinzione Simone Agnello. Si propone Giaccone, la rimessa invece è lunga. Il pallone rimbalza davanti gli occhi di Livigni, che cerca di tirare anche da terra. Molto difficile. Giaccone, nuova rimessa. Ci pensa Mauro. Vuole vincerla la Vis. Sale Mauro. Cross deviato, calcio d'angolo. Sono saliti automaticamente i due centrali, Giacomo Agnello e Macaluso. Parte la battuta sempre alta, non ci arriva Giacomo Agnello a staccare di testa, perché assieme a Macaluso si è risultato abbastanza pericoloso in situazioni di questo genere. Buono il lavoro di Gnoffo, subito su Simone Agnello. Balistreri aggancia lui, pallone verso Messina, era troppo vicino al giocatore dello Sporting Termini con la maglia numero 11. Ultimo quarto d'ora. Giacomo Agnello in mezzo, cerca il colpo di testa Macaluso, arriva dalle retrovie Giaccone a calciare alto. Arena. Calderone, la gestione da parte di Messina. L'ennesimo recupero di Ignoffo dalle parti di Visconti. Ancora Visconti, chiede palla dietro Ignoffo. Visconti a duello con Calderone, un po' lo spinge verso l'esterno nel duello fisico che si va a creare. Arena, cambio di gioco nella zona di Mauro, ma il pallone è troppo su Cimino. Balistreri, non c'è l'aggancio a seguire. Quella circostanza poteva esserci un po' di spazio. Pallone che arriva a Cimino ad anticipare Visconti. Magicamente Visconti si stava ritrovando davanti la porta e con il tiro facile. Cambio in casa Sporting Termini. Esce Balistreri in calo in questo secondo tempo. Parte la battuta del calcio d'angolo, colpo di testa, la parata di Sidoti su Giacomo Agnello. Ha schiacciato praticamente davanti la porta. Sidoti l'ha vista. Simone Agnello verso Messina, nuova proposta di Agnello verso il nuovo entrato Licciardi. Sistema il pallone, poi cerca la conclusione a giro. Finisce sul fondo. Non è molto contenta la panchina dello Sporting dopo il tentativo di Simone Licciardi, schierato sulla sua fascia sinistra.
Problemino invece per Macaluso. Lo Sporting ne approfitta per rinfrescarsi. A bordo campo. Cambio nella vis. Entra De Giorgi. Altra mossa da parte di Demma. Ancora Visconti. Si allunga troppo. No, il pallone in mezzo, respinto da Sidotti. Alla fine ce l'ha fatta a calciare, a proporre dentro. Ignofo. Nuovo cross. Colpo di testa 2 con Giaccone in zona. Il cross di De Giorgi. Colpo di testa di De Luca. Oltre la traversa, altra chance importante per la Vis. Questa partita vuole restare in equilibrio fino alla fine. Diverse chance importanti per la squadra di Demma. Ignofo, instancabile. Prolungamento di De Luca. Arriva anche Livigni. C'è stato però fallo. L'aggancio modo abbastanza qualitativo di Licciardi. Vince anche il rimpallo. Poi vuole avere ragione contro Arena. Lo Sporting si va a prendere la rimessa. Cimino. Altro tocco di Soldano. Rinvia un po' così. Ancora Cimino verso Licciardi. Difficile da prendere con la protezione della Vis. Mettersi davanti il pallone con Arena. Qui non si intendono. Lo stesso Arena e Zappa Vigna. Pallone verso Licciardi. Area di rigore c'è prima però Giacomo Agnello. L'aveva toccata poi Licciardi nel tentativo di recuperare il possesso tramite rimpallo. Avanza Livigni. Ancora Livigni a vincere il rimpallo. Stavolta lui pallone dietro. Visconti è più libero. Finta, calcia col sinistro sul fondo. Tutto buono per Visconti, tranne la precisione all'ultimo. La prende Livigni verso Visconti, a colpirla di testa è Cimino per De Luca. Ancora De Luca, lato corto, c'è il cross basso. Voleva un inserimento più deciso. È vero che il suo calcio a pallone è stato debole direttamente su Sidotti. Licciardi contro 2. Ancora Licciardi, Ignofo lo chiude. C'è un cambio pronto per lo Sporting Termini. Si va adesso con l'ingresso di D'Agostino per Soldano, che se la prende comoda. Poi viene chiesto di uscire dall'altro lato, non quello delle panchine, per guadagnare tempo. Entra dunque D'Agostino. Rinforzo a centrocampo. C'è cambio anche nella bis con l'uscita da parte di Livigni e l'ingresso di Marchese. Questa qui invece è una mossa più offensiva.
Pallone verso Messina. Zappavigna nuovamente a spazzare in profondità, giusto per far correre De Luca. Simone Agnello di testa, pallone profondo di Calderone, tenta la sponda De Luca, spazza nuovamente Lanza, è rimessa per la Vis. Pallone verso Giaccone, la squadra di Demma guadagna un po' di metri, anche troppi, dal momento della battuta della rimessa laterale. Pallone verso Visconti, cross sfruttando il rimbalzo, arriva il nuovo entrato Marchese, la sistema giù, ritorna Visconti, inganna in qualche modo Calderone, pallone dietro, altro cross, la presa di Sidoti. Nessun aggancio da parte di Purpura. Qui la insegue Messina, ma deve fare i conti con Mauro. Sponda ottima di De Luca, avanza la Vis con Giaccone, pallone in avanti, Visconti davanti la porta, sinistro, alto! Ancora una volta Visconti, ancora una volta fuori. Sono tutti i suoi questi palloni, tutti buttati fuori. Sporting Termini che sorride sotto sotto. Una partita più di gestione nel secondo tempo. Ovviamente sono presenti anche le tattiche di perdita di tempo con i giocatori che restano a terra. In questo caso c'è Scaletta a guadagnare qualche secondo in più. Ultimi 2 poco più, poi ci sarà il recupero. La possibilità di essere corposo. Scivolata efficace di Zappavigna. Si corre ancora. Marchese, limite, pallone preso, c'è l'Arena, c'è il tiro. Poteva sistemarsela sul sinistro. Preferito calciare subito. Ignofo, largo da Marchese, pallone verso il primo palo, verso Visconti, non c'è il suo tiro. Copertura utile, quella dello Sporting Termini in difesa. Ignofo, ennesima salita da parte sua oggi. Nuovo cross, non è perfetto, c'è la gestione voluta da Scaletta, tiro dalla distanza, respinto, si ritorna indietro. Arena, evita l'avversario, c'è spazio per calciare da fuori, poi allarga, voleva Giaccone. Tanto lo Sporting Termini effettua il secondo cambio della propria partita.
Esce Messina. Dunque fuori anche l'altro attaccante titolare. Al suo posto entra Guttadauro, che è un difensore. Si copre ancora di più la squadra ospite. Pallone in mezzo, prolunga De Luca, colpo di testa, non verso la porta però, da parte di Marchese. Sarà un assedio fino alla fine verso la porta difesa da Sidotti. Doppio rimpallo, il pallone arriva ad Arena, se lo sistema poi trova gli avversari al momento del tiro. Zappavigna giù senza fallo da parte di Calderone contro Arena. Ignoffo gira verso l'altro lato, il pallone rimbalza in aria. Giaccone soltanto rimessa dal fondo. Attenzione giù, attenzione dietro, perfetto. Uno di recupero che già se n'è andato. L'arbitro ha guardato il cronometro proprio adesso. Non ha fatto segnalazioni esplicite per quanto riguarda i minuti da far giocare ancora. La punizione è battuta da Giacomo Agnello. Arena cerca l'1-2, non arriva. Ancora Arena. C'era anche Zappavigna in zona, che ha provato a levare il pallone a Calderone. Avanza lo Sporting, c'è il passaggio, c'è Ignoffo. Ancora Calderone da terra, voleva alzarla, è abbastanza difficile. Cimino, il fallo fischiato su Ignoffo. C'è il calcio di punizione. La battuta di Giacomo Agnello va a rispondere in questo modo Simone Agnello. Purpura la salva Zappavigna, ma il pallone era già uscito. Colpo di testa di Mauro, ma alla fine un passaggio per gli avversari. Va a recuperare tutto De Giorgi. Giaccone voleva il pallone di ritorno verso la fascia di destra. Mauro spazza fuori quasi. Pallone mantenuto in campo dalla Vis. Arena verso Visconti, spazza con decisione Andrea Lanza, la fa finire fuori l'impianto sportivo. Sembra aver colpito anche un faro che illumina la strada adiacente al campo. Pallone in mezzo verso Visconti. Calderone allontana di testa. Quarto di recupero. Zappavigna. Arena. C'è anche l'arbitro di mezzo. Zappavigna calcia basso da fuori. Pallone che si spegne piano piano sul fondo. Sporting Termini probabilmente esausto anche mentalmente a stare dietro la linea di centrocampo nel difendere questo 2-2. Quello che sarebbe il primo punto in trasferta da parte della squadra ospite. Un piccolo passo in avanti dopo le 3 sconfitte di inizio stagione. In avanti Giacomo Agnello, la sponda di De Luca,
Arriva però Lanza. De Luca, maglia trattenuta con Lanza che ha cercato di fermare così l'avversario. Ignofo, sale lo Sporting, pallone nella zona del limite dell'area. De Luca dietro, Zappavigna scambia con De Luca, passaggio troppo corto. La finta di Mauro. Pallone in mezzo, colpo di testa a schiacciare. L'arbitro lascia proseguire, siamo ormai nel sesto di recupero. Colpo di testa dietro di De Giorgi, occhio all'arrivo di Ricciardi, la presa di Cimmino. Sale ancora la vis. Giacomo Agnello dalle parti di Giaccone, c'è il cross dentro, risponde Sidoti, tocco col braccio da parte di Arena, si continua, c'è il tiro con il gol, incredibile, c'era il tocco di mano ma alla fine Giaccone la va a risolvere al 96esimo, 3-2 alla fine. Festa totale con il gol di Giaccone, subentrato dalla panchina, va a segnare il gol del 3-2. Intanto un po' di animi accesi in campo, è stato espulso Lanza, il capitano dello Sporting Termini. Un po' di caos nella zona della panchina della Vis Palermo, cerca di avere un dialogo Lanza. Giù Arena, la Vis continua a festeggiare. Altro cartellino giallo. Per Scaletta, poi per Marchese. L'arbitro che ha lasciato proseguire l'azione dopo il tocco con il braccio presunto di Arena. Poi il palo gol di Giaccone al minuto 96. Chiede calma Demma. Spray intanto per Riccardo Arena. Nel frattempo è a terra, probabilmente molto disperato Sidoti per il gol subito poco fa. Difficile rialzarsi dopo momenti del genere. Siamo nel recupero, c'è ancora da recuperare qualche minuto, probabilmente si sta giocando il primo supplementare di questa partita, tant'è che eravamo pure in parità nel risultato. Cerca di attaccare lo Sporting, ma a questo punto è abbastanza difficile. Fallo duro su Cimino, cartellino giallo per Visconti. Ennesimo ammonito nel corso di questo match. Siamo ormai al 100° minuto.
Adesso è lo Sporting ad attaccare. La battuta di Lanza, colpo di testa, Cimino la tocca in avanti, prova a metterla in profondità, Guttadauro, si continua a lottare ma dall'altro lato Visconti scavalca il portiere, finisce qui, è festa totale per la Vis Palermo che la vince al 96esimo, il gol decisivo di Giaccone, entrato dalla panchina in un'azione che poteva avere le possibilità di fermarsi con il presunto tocco di Arena con il braccio. L'arbitro ha fatto continuare, la Vis Palermo si prende questi 3 punti abbastanza preziosi, seconda vittoria consecutiva dopo quella contro lo Sport Palermo. Tanto rammarico in casa Sporting Termini che fino al 96esimo stava per strappare il primo punto in trasferta del proprio campionato, invece deve inchinarsi alla Vis Palermo, quarta sconfitta su 4, la settima consecutiva in generale, considerando anche la fine della scorsa stagione per il gruppo Under 17. Qualcuno dello Sporting Termini va a parlare con l'arbitro, la Vis Palermo festeggia per questo 3-2 molto sofferto, una lotta intensissima nel secondo tempo, tante occasioni sprecate soprattutto da Visconti, alla fine non l'ha decisa lui. La Vis Palermo così sale in classifica, si prende questi 3 punti, sale a 13, rimane a 6. Lo Sporting Termini, società che cerca di avere un dialogo con l'arbitro. Un finale di partita che non sta avendo animi abbastanza chiari. Occhio perché c'è Calderone che potrebbe avere a che fare con un proprio avversario, un passo dal rivelarsi tale non soltanto in campo ma anche fuori. Oltre alla partita continua a festeggiare la Vis, Santo Canale che ritrova la vittoria per la squadra di Demma, che si avvicina sempre di più a una zona playoff abbastanza affollata. Nel frattempo la Vis Palermo stava andando con i cori del CUS Palermo, società un po' madre. Alla fine ha deciso di andare così la squadra di Demma. Tanti festeggiamenti per questo 3-2, tutto dal Santo Canale. Grazie dell'attenzione, ciao da Salvo Geraci.